Bentrovati. L'agricoltura evolve, si sa, grazie all'impegno dei produttori, delle associazioni e degli istituti di ricerca. Oggi noi parleremo proprio di ricerca e innovazione nell'olivicoltura calabrese. Lo faremo insieme ai nostri ospiti che vado subito a salutare e a presentarvi. Iniziamo da Samantha Zelasco, che è ricercatrice del CREA Ofra di Rende. Benvenuta. Dottor Nino Iannotta, il nostro consulente tecnico-scientifico, affronteremo diversi argomenti oggi, grazie per essere ancora qui con noi. Un'altra ricercatrice, Elena Santilli, sempre ricercatrice del CREA Ofra di Rende, benvenuta anche a lei, e l'ingegner Francesco De Rango che ci svelerà molte cose particolari che riguardano proprio la tecnologia. Ne parleremo tra poco, Chetri SRL, grazie anche a lei. Allora, io inizio dal dottore Iannotti perché partiamo dal piano olivicolo nazionale. Quali sono le novità, che cosa viene richiesto? Allora, di piano olivicolo si parla ormai da decenni. Io ricordo che da ricercatore dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura collaborai a redigere il piano olivicolo regionale. Adesso, a distanza di quasi 30 anni, si parla di piano olivicolo nazionale. L'esigenza qual è? È quella di creare un piano di settore, un piano di sviluppo che preveda la modernizzazione degli impianti, sia nella fascia, diciamo, per così dire, marginale, sia nella fascia tradizionale, dove praticamente occorrono degli interventi. Si salva, diciamo, la parte più moderna, quella diciamo più efficiente, l'intensiva specializzata per intenderci, laddove sono necessari piccoli ritocchi e non grandi interventi. Ora, per fare questo ammodernamento degli impianti, che sono necessari perché le piante devono anche adattarsi alle tecnologie, non solo le tecnologie alla pianta. Immaginiamo che una pianta di 30 metri di Gioia Tauro si presterà sempre male a una raccolta meccanica e quindi queste piante dovranno essere adattate alle esigenze delle tecnologie e viceversa. Diciamo che si devono venire incontro le tecnologie e la parte agronomica, la parte delle piante. Devono dialogare. Ecco. Devono dialogare. Il piano olivicolo si preoccupa di questo. Ora è chiaro che per ammodernare gli impianti, quindi la modernizzazione delle strutture produttive, occorrono investimenti notevoli, che purtroppo non sono richiedibili all'economicità della singola azienda. C'è una parte di pubblico che deve intervenire anche in maniera sostanziale perché ciò avvenga, e questi erano i principi ispiratori del famoso piano olivicolo regionale. Adesso sul piano olivicolo nazionale, che è stato varato dal Ministero delle Politiche Agricole nazionale di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, c'è una dotazione economica. Quant'è la dotazione economica? La prima dotazione è stata 14,5 milioni di euro. Poi ci sono a livello nazionale. Quindi. Poi ci sono state altre integrazioni, altre diciamo, canalizzazioni di fondi provenienti da altre parti, però siamo sempre nell'ordine di grandezza di decine di milioni di euro, che sono lontanissime da quello che effettivamente occorrerebbe disporre per poter incidere efficacemente sulla trasformazione di queste strutture produttive. Quindi, in definitiva, fatto questo preambolo, questa premessa, possiamo dire che questo piano di settore, questo piano olivicolo, in realtà ha più dei contenuti culturali che non dei contenuti economico-finanziari. Quindi sono degli indirizzi che si pongono, che sono importanti, intendiamoci, perché bisogna orientare le imprese agricole e le olivicole in particolare verso gli obiettivi strategici di questo piano di settore, che sono 5. Quali sono? Allora, il primo obiettivo è quello di modernizzazione delle strutture, per come abbiamo detto, perché bisogna incrementare le produzioni olivicole sia in senso quantitativo sia in senso qualitativo. Però bisogna incrementarle tenendo conto delle pressioni ambientali che devono essere ridotte al minimo.
quindi si deve parlare di sistemi ecosostenibili, non solo in maniera ambientale, ma anche ecosostenibili in maniera, diciamo, con riferimento all'ambiente, ma anche sostenibili dal punto di vista economico. E questo, diciamo, è l'obiettivo principale del piano olivicolo, nei suoi contenuti anche tecnico-strategici e generali. Il secondo è quello della ricerca. Il secondo è quello della ricerca ed è importantissimo perché, come tutti noi ben sappiamo, la conoscenza proviene dalla ricerca e senza conoscenza non si può innovare nulla. E noi qui abbiamo due ricercatrici, ecco, che tra poco ci diranno in che cosa consiste, no, il loro lavoro. Esattamente. Il terzo obiettivo strategico del piano di settore olivicolo riguarda la valorizzazione del Made in Italy. Noi sappiamo che è importantissimo questo discorso del Made in Italy e che praticamente in questa direzione bisogna lavorare molto. Noi adesso in Calabria siamo alle prese con questi GP Olio di Calabria che praticamente rappresenta effettivamente una valorizzazione territoriale delle produzioni e quindi in quest'ottica, in quest'ambito del Made in Italy si pone in condizioni valorizziamo il Made in Calabria. Made in Calabria. Il quarto punto strategico del piano olivicolo riguarda la valorizzazione del patrimonio genetico, soprattutto in relazione alle cultivar da tavola, perché noi abbiamo un'olivicoltura da olio che rappresenta, diciamo, la stragrande maggioranza dell'olivicoltura italiana, però abbiamo delle grandi potenzialità anche per l'olivicoltura da tavola, laddove noi siamo deficitari perché importiamo all'incirca 500.000 quintali di olive da tavola all'anno e quindi in quest'ottica il piano olivicolo si pone anche l'esigenza di migliorare e di incrementare le potenzialità di queste cultivar da tavola. Quinto ed ultimo punto strategico riguarda l'aggregazione e quindi la concentrazione dell'offerta. È un tema di cui abbiamo discusso molte volte in questa trasmissione, abbiamo sempre detto che il singolo coltivatore, la singola azienda non può affrontare il mercato globale se non in maniera aggregata insieme ad altri soggetti e quindi attraverso forme di associazione, di cooperativismo, eccetera, che sono in questo senso stimolati da questo piano olivicolo. Un salto culturale, l'abbiamo sempre detto. Esattamente, no? Un piano più che altro culturale di indirizzo, più che di finanziamento, perché come abbiamo visto, diciamo, le dotazioni finanziarie sono abbastanza limitate. Allora, veniamo alla ricerca che si fa proprio sull'olio, sull'oliva, l'agricoltura in generale, ma in questa trasmissione parliamo proprio di olio, olivicoltura. Allora, con la dottoressa Zelasco, voi in effetti che cosa fate, su cosa andate ad agire? Beh, vi vorrei un attimino raccontare quello che noi abbiamo previsto a livello di attività di ricerca nell'ambito del piano olivicolo nazionale, nell'ambito del quale noi siamo assolutamente protagonisti come centro di ricerca. Premetto, il nostro centro di ricerca si chiamava Centro di ricerca per l'olivicoltura e l'industria olearia, abbiamo comunque adesso mantenuto le nostre competenze e quindi lavoriamo e ci concentriamo a livello territoriale e a livello nazionale sull'olivicoltura, ma abbiamo avuto, diciamo, una sorta di estensione. Il centro di ricerca comprende anche altre strutture territoriali, quindi alcune che ricadono in Sicilia, altre in altri territori italiani e include anche competenze di frutticoltura e agrumicoltura, per cui adesso la nuova denominazione è centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura. Dunque, siamo sicuramente grandi protagonisti di questo piano olivicolo nazionale, ci tengo a precisarlo in quanto siamo in grado come istituto, in relazione alle nostre competenze che sono multidisciplinari, di affrontare tutte le problematiche legate alla filiera olivicolo-olearia. Per cui, per riassumere in maniera sintetica quelle che sono le nostre attività di ricerca previste dal piano olivicolo, è doveroso parlare un attimo della struttura stessa del piano olivicolo che è stata data dal Ministero al piano olivicolo nazionale in merito appunto alla ricerca. Il piano olivicolo si divide in tre grandi ambiti. È stato suddiviso nella tematica della produzione primaria, con l'obiettivo principale di incrementare la produttività dell'olivicoltura battendo i costi di produzione.
Una seconda tematica che è la trasformazione primaria, e quindi che prevede tutta una serie di azioni di ricerca che vadano a risolvere problematiche legate alla tutela del Made in Italy e quindi alla tutela, alla garanzia dell'autenticità del prodotto olio e anche del prodotto olive da tavola. Quindi grande innovazione all'interno di questo piano olivicolo, visto che in Italia diciamo, la ricerca nell'ambito dell'olive da mensa è sempre stata ridotta un po' ai minimi termini, invece in questo piano olivicolo si è dato molto spazio e molta enfasi a questa linea. E infine l'ultimo ambito, tra l'altro finanziato in maniera consistente, è l'ambito della difesa. Quindi noi ovviamente lavoriamo e abbiamo creato dei progetti di ricerca che coprono tutti e tre gli ambiti. Siamo anche responsabili scientifici e coordinatori di alcuni di questi progetti e diciamo che per quanto riguarda il primo ambito, quindi quello della produzione primaria, che cosa prevediamo di fare in termini di progetti di ricerca? Sostanzialmente abbiamo deciso di orientare un'attività di ricerca a quella che è l'olivicoltura tradizionale e quindi di occuparci in termini di gestione agronomica, poi la collega eventualmente approfondisce l'argomento, sicuramente, perché diciamo, è più esperta di me in questo senso. Ci racconterà un po' tutto, Okay, siamo curiosi, quindi, no, di sapere, perché noi abbiamo sulle nostre tavole le olive, arriva l'olio, però insomma che c'è dietro, siamo curiosi anche di sapere questo, insomma la ricerca è importantissima. Esatto, quindi sappiamo insomma che in Italia l'olivicoltura diciamo tradizionale è ancora prevalente e quindi abbiamo pensato di dare una risposta anche appunto all'olivicoltura tradizionale attraverso appunto l'inserimento di una serie di azioni di ricerca che vadano a migliorare appunto la gestione dell'olivicoltura tradizionale, favorendone appunto l'incremento di produttività e mantenendo basso l'impatto ambientale. Però abbiamo anche affrontato quella che è l'olivicoltura sperimentale, diciamo, l'olivicoltura che viene definita ad alta densità, il cosiddetto superintensivo, di cui si parla molto, diciamo, nel settore olivicolo e pertanto quindi ci sono dei progetti finalizzati proprio alla sperimentazione di questi oliveti ad alta densità, sia in merito a quella che può essere una gestione agronomica a basso impatto ambientale, ma anche in termini di selezione varietale. Si incide anche sulla genetica, in questo caso si può parlare, no? La ricerca va anche in questo senso. Per la parte del miglioramento genetico, sì. Intende? E sempre nell'ambito dell'incremento della produzione primaria, quindi di questa grande tematica, siamo coordinatori di un progetto dal contenuto di ricerca assolutamente innovativo che prevede il completamento del sequenziamento del genoma dell'olivo. Questo è un progetto veramente che avrà delle ricadute applicative non immediate, ma ci consentirà nel breve termine di acquisire delle conoscenze di base su quella che è la biologia della specie, quindi conoscere la sequenza semplicemente del DNA di un genoma e anche capire come si esprime questo genoma ci consente di acquisire tutta una serie di informazioni. Ad esempio ci consente di individuare dei geni che sono responsabili per particolari processi fisiologici della pianta o particolari processi biologici che sono di importanza strategica nel momento in cui questa pianta viene a contatto, diciamo, con l'ambiente, viene coltivata in un determinato contesto pedoclimatico. Pertanto, per fare un esempio pratico, la tolleranza allo stress abiotico, allo stress idrico, quindi conoscere i geni responsabili appunto di questo processo e quindi responsabili della tolleranza allo stress idrico è sicuramente un aspetto importantissimo, perché nel momento in cui si conoscono i meccanismi di base, noi questi meccanismi li possiamo anche trasferire, okay, ad altre varietà che magari non li hanno e attraverso delle tecnologie o molto moderne come le biotecnologie sostenibili oppure anche attraverso degli approcci di miglioramento genetico classico. Quindi sicuramente questo è un progetto di ricerca che merita tutta la nostra attenzione, perché è quello che ci consentirà di costruire l'olivo del futuro, in sostanza, quindi la nostra pianta ideale. La tradizione però si guarda anche al futuro, perché ormai i tempi ci impongono questo, no? Cioè, Certo, la tradizione va
tutelata, salvaguardata, Sì, sì, rispettata, assolutamente, assolutamente, ma comunque considerate che comunque tutti questi studi sono realizzabili e fattibili grazie all'enorme biodiversità che esiste nel settore dell'olivicoltura. Certo. E quindi tutelare la biodiversità significa comunque anche dare la possibilità di avere un'evoluzione, ecco, in termini di selezione varietale, di ottenimento di varietà migliori, con maggiori potenzialità dal punto di vista, diciamo, della performance agronomica. Per cui sicuramente non possiamo non valutare anche questo aspetto e non lavorare anche in questa direzione, perché avere una pianta che è tollerante alla malattia significa sicuramente avere un'agricoltura a bassissimo impatto ambientale, quindi direi che è assolutamente un orientamento di ricerca strategico che bisogna perseguire. Ecco. L'ultimo ambito, sempre nella tematica dell'incremento della produttività e quindi nell'ambito della produzione primaria, è quello della vivaistica. Quindi il piano olivicolo tocca anche questo settore dell'olivicolo, che è sicuramente un settore che diciamo, va migliorato, ha bisogno di innovazione e noi lo vogliamo fare attraverso l'applicazione di una serie di tecniche che consentano di agevolare e velocizzare i tempi di produzione delle piante in vivaio, applicare la micropropagazione anche all'olivo su vasta scala, cioè la micropropagazione è un sistema di propagazione delle piante che per alcune specie è di ampia diffusione ed è assolutamente una realtà commerciale in moltissimi vivai, invece per l'olivo è meno diffusa. Però vi è proprio un'esigenza dal mondo vivaistico di adottare questa tecnologia, in quanto consente tutta una serie di vantaggi nella produzione delle piante, sia in termini di identificazione genetica, quindi autenticità del materiale genetico che si utilizza, sia in termini di sanità e quindi proprio di possibilità di produrre del materiale sano dal punto di vista fitosanitario. Quindi questa Quanto è una tecnologia. lavoro, insomma, c'è Esatto. dietro un lavoro che spesso rimane nascosto, no? Non si parla, no? Della ricerca applicata proprio anche a questo, non sempre, ecco, però abbiamo delle eccellenze, Certo. Iannotti, qua in Calabria non parliamo solo di eccellenze di prodotti, ma proprio di persone che lavorano dietro le quinte, no? Assolutamente. Ed è importantissimo. Vorrei Certo. introdurre anche la dottoressa Elena Santilli, sempre ricercatrice CREAOFRA di Rende, lo sottolineiamo perché la sede è qui a Rende, quindi un passaggio importante è anche difendere la pianta, no? Da eventuali malattie, parassiti, perché questo un po' è anche l'incubo, no? dei produttori sul territorio. Spesso in alcune aree i raccolti sono stati compromessi proprio per la presenza di parassiti difficili poi da combattere. Intanto buonasera, grazie dell'invito, sono particolarmente contenta di poter appunto dare un contributo e anche di iniziare a diffondere quelle che sono appunto delle linee di ricerca che attualmente non sono state ancora finanziate, ma che ritengo che nei primi mesi del nuovo anno appunto inizieranno ad essere applicative. Io in particolare, appunto, parliamo di difesa, coordino una parte di questo aspetto del piano olivicolo nazionale, dove si è data una grande importanza soprattutto alla diffusione dovuta in parte agli scambi commerciali e al cambiamento climatico, appunto, della diffusione di alcuni patogeni che precedentemente non erano presenti nel nostro ambiente, e anche di fitofagi che si sono ripresentati riemergenti, così definiti, proprio perché in base a questi cambiamenti climatici, quindi innalzamento delle temperature, aumento dell'umidità, hanno determinato un maggiore sviluppo anche dei loro e anche l'aumento del loro numero di cicli,
vitali che hanno determinato quindi una difficoltà oggettiva su molti oliveti. Già l'anno scorso, o meglio la scorsa estate, c'è stata la presenza del tripide dell'olivo, che per noi è un fitofago secondario, e quindi normalmente l'olivicoltore non presta attenzione, diciamo, a una lotta nei riguardi di questo fitofago. Però invece quest'anno ha determinato la perdita in diverse province del calabresi, quale in particolare il crotonese, il catanzarese e parti anche del Reggino, determinando perdita di produzione fino anche al 70-80%. Quindi c'è stata una concomitanza di cause dovute sia alle alte temperature, oltre alla siccità, e alla presenza appunto di questo insetto. Questo chiaramente il piano olivicolo, in una visione più ampia e generale di quelle che sono le patologie e anche dell'olivo, quindi per esempio la diffusione, diciamo in particolar modo in Calabria, per esempio anche della lebbra, che è un fungo e che determina grosse perdite di produzione perché va a incidere sull'oliva, e quindi il danno è commerciale sia sulla parte appunto di oliva da tavola e sia per le olive poi utilizzate per la produzione dell'olio, e quindi conseguentemente anche sulla qualità dell'olio stesso e del prodotto finito. In generale diciamo che la difesa parte appunto dal presupposto che noi ci troviamo ad avere un'olivicoltura diciamo un po' da ristrutturare, e quindi deve essere appunto visto in un contesto nazionale, dove noi proprio alla presenza del nostro centro di ricerca sull'olivicoltura siamo protagonisti in Calabria. La Calabria, che come sappiamo è una delle regioni maggiormente produttrici quindi di olive e di olio, e si sta anche andando verso chiaramente una valorizzazione di quelle che sono anche le produzioni e le varietà autoctone, quindi cercando di valorizzare, che questa è anche una parte del piano olivicolo che si sta indirizzando nella parte diciamo prevalentemente di produzione primaria, sulla valorizzazione del terroir, quindi diciamo come si fa anche in viticoltura, e quindi caratterizzare quelle che sono le varietà presenti sul territorio e ottenere un prodotto che sia caratteristico e di elevata qualità organolettica e anche di caratteristiche chimico-fisiche. Questo è fondamentale perché pensiamo bene che la ristrutturazione deve essere vista in funzione sia appunto delle piante, come diceva prima la collega Zelasco, perché c'è una ristrutturazione legata alla potatura, quindi per poter abbassare quelli che sono i costi di produzione dell'olivicoltore. E inoltre cercare di gestire soprattutto quei territori che sono collinari e quindi difficilmente meccanizzabili, e dove vi è anche un'assenza della parte irrigua, quindi dell'acqua, che determinano anche qui grosse perdite di produzione in annate particolari come sono state quelle del 2017. Diciamo che questo determina quindi una gestione sia del suolo, quindi utilizzando delle tecniche che sono conservative, quindi evitando continue lavorazioni del terreno, ma determinando l'utilizzo di appunto trinciature, mantenendo il terreno sempre come la presenza quindi di piante infestanti anche naturali, che determinano quindi contrastano quindi l'erosione del suolo e quindi la lisciviazione anche di parte del terreno. Inoltre è importante considerare che molti di questi oliveti che si trovano in situazioni anche marginali sono fondamentali proprio per il territorio, sia a livello paesaggistico che proprio di presidio del territorio. Su questo ci dobbiamo fermare pochi istanti, tra poco parleremo anche con l'ingegner De Rango per vedere un po' le tecniche, no, di raccolta delle olive e come sono cambiate, ma io devo andare in pubblicità. Ci vediamo tra poco.
Ed eccoci di nuovo in studio. Allora abbiamo visto un po', abbiamo analizzato nella prima parte il piano olivicolo nazionale con il contributo di due ricercatrici bravissime appunto del CREA Ofra di Rende. Prima di andare in pubblicità abbiamo insomma, accennato anche a quelle che sono le nuove tecniche di raccolta delle olive, perché sì, abbiamo detto c'è un'olivicoltura tradizionale, ma un'agricoltura che guarda anche al futuro, che deve stare anche al passo con i tempi. Allora con l'ingegner Francesco De Rango vorremmo proprio parlare, no, di queste innovazioni tecnologiche applicate proprio in questo settore. Non solo raccolta delle olive, ma c'è tanto altro, si parla anche di nuovi carburanti, insomma c'è davvero un mondo. Sì, noi ci occupiamo come azienda di diversi settori a 360 gradi. Siamo strutturati internamente ed esternamente, sia nel campo della meccatronica che delle biotecnologie. Ci occupiamo da molti anni di agricoltura, anche a livello superintensivo, come diceva prima la dottoressa, però in un ambito finora diverso da quello olivicolo, meglio ci siamo occupati di ortofrutta in generale per molti anni, anche di colture fuorisuolo, serre intelligenti. Abbiamo un reparto apposta che si occupa soltanto di energia e il piano olivicolo nazionale per noi è stata un'opportunità, e lo è stata nel senso che se ne parla da diverso tempo, noi ci siamo mossi con un pochino di anticipo perché proprio l'olivicoltura in sé per noi rappresenta un'opportunità enorme di poter impiegare contemporaneamente tutte le risorse che abbiamo. L'olivicoltura di per sé stessa è un patrimonio culturale molto consistente dell'Italia. Il Meridione ha un vantaggio da questo punto di vista, è quello che rappresenta a livello di risorse è sfruttato in misura del 10%. Mi spiego meglio. Il prodotto primo nell'immaginario collettivo e quindi anche sui mercati è quello dell'olio e dell'oliva. In realtà tutto quello che concerne la coltivazione dell'ulivo è una risorsa, perché si creano tutta una serie di condizioni, almeno oggi con le tecnologie che ci sono attualmente, per poter non solo abbattere l'impatto ambientale in generale, non solo preservare delle cultivar di pregevole qualità, insomma, di cui già molte persone si occupano, ma anche di tutelare i consumatori, anche di produrre energia in notevole quantità e anche di estrarre moltissime sostanze da prodotti che sino ad oggi sono stati considerati di scarto. Un esempio sono le foglie. Le foglie vengono eliminate, solitamente distrutte, vengono bruciate e durante la potatura e durante la raccolta. La produzione di foglie è abbastanza alta. Dalle foglie si estrae l'oleuropeina, l'idrossitirosolo, sono delle sostanze che hanno incredibili proprietà sulla salute e su questo c'è poco da discutere perché è dagli anni 40 circa che si fanno, cioè insomma c'è una nutrita letteratura in merito. I metodi di estrazione hanno avuto qualche difficoltà, oggi noi siamo in grado di estrarre con altissima efficienza e senza sostanze alcoliche come il metanolo, senza trasformazioni che distruggano parzialmente queste molecole importanti e siamo in grado anche di immetterle nell'olio, quindi siamo in grado di fare un prodotto fortificato con incredibili proprietà e soprattutto tutela per la salute dei consumatori. Oggi ci sono sostanze molto diffuse, prodotti alimentari molto diffusi, per esempio per il controllo del colesterolo e sono di derivazione animale e parzialmente vegetale. Tutti quanti avranno visto numerose pubblicità di ditte abbastanza note. Benissimo, l'olio fortificato è una cosa che siamo in grado di produrre oggi.
Siamo in grado di produrre dallo scarto della lavorazione delle olive per la produzione di olio, dalla cosiddetta asanza, due tipologie di combustibili, uno molto simile alla benzina, uno quasi identico al nickel, al diesel, con il vantaggio di contenere, diciamo, meno molecole aromatiche, quindi di essere meno inquinante, e siamo in grado di produrlo agevolmente da uno scarto che fino ad oggi è stato impiegato per estrarre l'olio di sanza cosiddetta, che in realtà rappresenta una minaccia consistente per l'olio di qualità, per l'olio delle nostre produzioni. Abbiamo dato uno sguardo anche alla gestione dell'impianto e, come diceva lei prima giustamente, noi abbiamo un patrimonio incredibile, abbiamo moltissime cultivar, come diceva la dottoressa, sono tutte quante diverse, nessuna si assomiglia o si assomigliano comunque poco. E ci sono piante che hanno la tendenza ad andare in alto, altre che invece sono cadenti, dei frutti che rimangono di più attaccati, cioè ci vuole maggiore forza per staccarli, benissimo. La raccolta è fatta ancora dall'uomo e anche con ausili, che siano elettrici, che siano ad aria compressa, che siano bracci meccanici attaccati a trattrici normali, quindi a normali trattori, oppure gli ombrelli cosiddetti, sono comunque delle macchine che generano uno stress sulla pianta. E questo stress determina anche dei limiti nella produzione e non è detto che comunque un dispositivo sia adatto per tutte quante le varietà. Quindi ci siamo impegnati da questo punto di vista e stiamo cercando di mettere a punto una macchina, in realtà è un robot, al momento abbiamo messo su soltanto un singolo braccio che ha una sensoristica tale da poter gestire la raccolta e renderla selettiva direttamente nei confronti del frutto. Quindi anche poter essere utilizzata per la raccolta delle varietà da tavola. Alcune varietà da tavola presentano, diciamo, un problema che è legato alla semplicità con cui il frutto possa essere rovinato a una raccolta meccanizzata. Noi riusciamo ad abbattere, diciamo, a risolvere questo problema anche in questa direzione. C'era un problema, cioè o meglio, abbiamo provato in un'azienda che ho ereditato da mio nonno molti anni fa, abbiamo utilizzato dei sistemi di subirrigazione per fare delle prove e abbiamo trovato dei problemi nei sistemi di subirrigazione. Allora abbiamo inserito degli ugelli ultrasonici che evitano problemi di otturazione ed evitano anche problemi di penetrazione, nel senso che piccoli fori posti anche a distanza delle piante, una volta che l'acqua passa attraverso questi ugelli ultrasonici, raggiunge delle velocità tali da essere in grado, anche nebulizzandosi in piccolissime particelle, di attraversare più facilmente i componenti del terreno, quindi di spingersi più in là rispetto ai sistemi tradizionali. Quanto lavoro, io continuo a dirlo perché uno vede la bottiglia d'olio, l'oliva sulla tavola, però quanta ricerca c'è proprio sul campo. È moltissimo lavoro e ironicamente siamo in un momento in cui tutto ciò è molto più semplice rispetto a molti anni fa. Oggi uno dei controllori, cioè uno dei processori che usiamo normalmente per controllare uno qualsiasi dei parametri di un braccio robotico, 20 anni fa costava 1,5 milioni di vecchie lire, oggi lo compriamo con $19, quindi parliamo di 15 euro più o meno. Quindi questo robot in futuro potrebbe sostituire l'uomo nella raccolta? Noi speriamo di sì, e speriamo soprattutto che l'uomo si concentri sull'aspetto culturale, sull'aspetto esperienziale dell'olivicoltura, perché comunque noi abbiamo questo patrimonio paesaggistico incredibile, abbiamo una tradizione gastronomica illimitata, presumo, perché ci sono delle variazioni anche a pochi chilometri, cioè nel raggio di pochi chilometri, e quindi speriamo
che la tecnologia agevoli l'uomo e che l'uomo si concentri sugli aspetti più importanti, che sono quelli del buon vivere, in cui credo onestamente che l'Italia ha pochi competitor, la vedo insomma. Sarà un futuro molto lontano secondo lei? Perché chiaramente siamo in fase sperimentale, questo braccio meccanico, insomma questo robot ancora non ce l'hanno tutti. Io personalmente non mi occupo di biotecnologie, abbiamo 2 collaboratori che se ne occupano, abbiamo una partnership con una società, uno spin-off dell'Università della Calabria, che adesso sta passando all'Università Magna Grecia di Catanzaro, che si chiama Galascreen. Io con Galascreen ho dei rapporti ibridi perché sono stato anche loro consulente e adesso abbiamo un rapporto di partenariato molto forte. Loro si occupano di microRNA, cioè parliamo di diciamo una traccia genetica non stabile come quella del DNA, però molto interessante perché è di facile, semplice e immediata rilevazione. Abbiamo provato a tracciare con una molecola specifica dei campioni di olio che abbiamo immesso in dei supermercati locali per capire se eravamo in grado di garantire matematicamente la qualità di un prodotto e, nonostante io fossi scettico, siamo stati in grado di recuperare le bottiglie e il tracciante è ancora presente. Quindi siamo in grado anche di tracciare geneticamente tutta la produzione. E siamo anche interessati, però questo marginalmente, alla tracciabilità del prodotto, nel senso che, come diceva lei prima, spesso non si percepisce il valore di qualcosa, tutta la fatica che c'è dietro, è a livello di ricerca, è a livello di lavoro umano, è a livello di sacrifici, perché poi tutti gli uliveti che abbiamo non sono stati messi con l'escavatore negli anni '80, voglio dire, sono degli uliveti che sono stati piantati nei secoli passati con enormi sacrifici e avevano anche un valore inestimabile. Oggi c'è un problema di mercato, l'olio viene buttato a terra, ci sono dei problemi di concorrenza e ci sono dei problemi di concorrenza anche dei derivati. Noi speriamo di continuare, cioè di salvaguardare il prodotto, di salvaguardare completamente il prodotto. Cioè per noi è una cosa molto importante. I microRNA da questo punto di vista, con delle molecole apposite, ci consentirebbero di fare un monitoraggio da tutto il punto, cioè da qualsiasi punto di vista. Se poi i ricercatori portassero a termine, ma credo che questo avverrà in tempi brevi, l'esploitazione genomica di alcune cultivar, a breve, adesso facciamo intervenire anche i ricercatori. Sì, per noi sarebbe semplicissimo, per noi basterebbero 15 minuti per stabilire da dove proviene l'olio, da che cultivar e probabilmente anche in che zona. Si tratta semplicemente di mappare. Allora, a che punto siamo? Perché insomma, allora, è stata chiesta, no? Io ho parlato del progetto di genomica che quando parlavo e dicevo che ci consentirà di acquisire tutta una serie di conoscenze di base che diventeranno applicative nell'arco di alcuni anni, nel senso ho fatto l'esempio dell'individuazione di geni chiave, responsabili di particolari processi biologici che possono essere poi oggetto di selezione per il miglioramento genetico delle varietà, ma conoscere la struttura del genoma e la sequenza del genoma consente anche di ottenere quello che noi chiamiamo etichette molecolari o più semplicemente marcatori molecolari, che sono uno strumento generalmente utilizzato anche per approcci di tracciabilità di prodotto a livello di filiera, quindi si caratterizza la pianta a livello genetico e poi si caratterizza anche il prodotto finale, l'olio, il prodotto quindi da cui è. Dunque, io sono un pochino scettica, nel senso che esiste questo piano olivicolo e ci dà la possibilità di approfondire la ricerca, in quanto ritengo che la metodica di per sé di tracciabilità molecolare dell'olio sia ancora un po' acerba e necessiti di marcatori molecolari, varietà specifici,
Abbiamo parlato di biodiversità olivicola, il germoplasma olivicolo italiano è vastissimo, si parla di più di 800 varietà e di 2600 varietà a livello mondiale. Per cui noi dovremmo trovare il sistema di riuscire a individuare in maniera inequivocabile quella singola varietà, Quindi non per è una riuscire a strada garantire un molto sistema di semplice, no? rintracciabilità davvero efficiente. In più, vabbè, non parliamo della questione legata ai marchi di qualità DOP e GP, dove sono previste delle composizioni in termini varietali ben specifici, quindi si parla proprio di una composizione quantitativa di olio, quindi questa metodica di tracciabilità molecolare dell'olio attualmente si basa su tecniche di tipo qualitativo e quindi sostanzialmente non è in grado di quantificare effettivamente la presenza di una determinata cultivar all'interno di una miscela di olio, e quindi io sono appunto un pochino scettica da questo punto di vista, ma sono anche fiduciosa perché ritengo che con l'approfondimento della ricerca e quindi con approcci metodologici anche differenti si possa arrivare a un ottimo risultato. So se anche la dottoressa Santilli è della stessa opinione, insomma i tempi non saranno brevissimi, mi pare di aver capito. Noi abbiamo fatto la molecola tracciante perché sapevamo che i tempi non erano proprio infatti, brevi, cioè per noi diciamo, creare, cioè immettere delle sostanze traccianti che siano difficilmente replicabili ma facilmente individuabili è stato proprio un espediente per arginare diciamo, la vacatio genetica. perché insomma Intanto ci sono anche altri due problemi legati a questo fatto qui che bisogna evidenziare. Il primo è che in olivicoltura non esiste un prodotto in purezza. Sì, sì. Non abbiamo le monoculture assolute, perché l'olivo, è risaputo, è una pianta che ha bisogno di essere impollinata, quindi convive con gli impollinatori. Quando noi facciamo l'olio non è mai una cultivar, è sempre una miscela di cultivar. Quindi quando noi andiamo a determinare un frammento di DNA e andiamo a caratterizzarlo, non sappiamo mai fino a che punto è la cultivar prevalente o invece possa essere la cultivar non prevalente. Il secondo problema è quello legato al territorio, perché la cultivar non individua tutto. No. Sì, vabbè, individuiamo quest'olio è di Carolea, e chi lo dice che quest'olio di Carolea è calabrese? Perché là si introducono altri fattori di variabilità che bisognerebbe studiare, che sono allo studio della ricerca. Per esempio, nell'Università della Calabria si compiono ricerche di questo genere legate anche al territorio di coltivazione di questi cultivar. E quindi poi dall'integrazione di questi dati è possibile che in un futuro si possa arrivare anche a questa determinazione. Però al momento esistono grossi limiti per cui bisogna effettivamente camminare con i piedi di piombo. La tracciabilità è una cosa importantissima, Sì. a partire da quella documentale, quindi diciamo proprio che viene giustificata attraverso la cosa, è uno strumento enorme per la competitività sui mercati, però diciamo su questa legata alla tracciabilità genetica bisogna ancora compiere molti studi. bisogna camminare tanto Bisogna- ancora. Sulla dottoressa Santilli. Più che altro un approccio integrato, L'approccio magari integrato, scegliere un certo. approccio integrato, e nell'ambito del piano olivicolo, come quando parlavo dell'ambito della trasformazione primaria, una grossa fetta di finanziamento andrà proprio per mettere a punto una serie di sistemi di tracciabilità, sia di tipo molecolare, con le diverse scienze omiche, cioè dalla genomica alla trascrittomica alla metabolomica, ma anche le metodiche analitiche, anche di rintracciabilità geografica, associate addirittura a una tracciabilità elettronica, quindi attraverso l'applicazione di tecnologie ICT che permettano anche di avere un riscontro in tempo reale di quello che è il prodotto, quindi di tutta la storia del prodotto. E questo anche per aumentare la consapevolezza e fornire una maggiore informazione al consumatore, perché un altro aspetto problematico del settore oleario è anche quello che spesso e volentieri il consumatore non sa cos'è un prodotto di qualità e certo. quindi attraverso queste tecnologie vorremmo cercare di informarlo meglio. Devo fare intervenire anche la dottoressa Santilli perché siamo quasi in chiusura, è volato oggi il tempo, insomma fra
tecnologia, ricerca, insomma stiamo cercando di capire un po' di più allora, dottore. La ricerca affascina, poi magari Affascina, facciamo sì. Ci sono anche dei costi anche sulla facciamo ricerca, e quello è anche un grosso facciamo capitolo, anche una conclusione dopo su questo tema. Sì, allora, No, dottore. io quello che volevo aggiungere è il discorso della valorizzazione appunto del territorio, perché quello che devono essere valorizzati devono essere appunto risolti dei problemi che poi sono presenti nelle aziende agricole e quindi nelle aziende olivicole. Perché è importante fare ricerca, ma non deve essere appunto una ricerca pura, indirizzata prevalentemente nella valorizzazione di quelle che sono le nostre varietà autoctone, per quanto riguarda chiaramente, ma non soltanto la Calabria, io parlo in generale, quindi per avere una maggiore facilità nell'identificazione di quelle che sono appunto le caratteristiche poi dell'olio extravergine, si spera biologico, DOP, IGP, appunto cercare di andare verso questa direzione, perché appunto è la direzione per un'olivicoltura che sia veramente ecocompatibile, ecosostenibile, insomma. Noi siamo davvero in chiusura, dottor Iannotta voleva aggiungere velocemente Sì, una cosa, altrimenti volevo... il nostro Enzo Leonetti ci taglia. No, io volevo soltanto sottolineare il fascino che esercita la ricerca anche quando si racconta, perché si vedono modificare delle cose incredibili. Io mi riferisco all'intervento fatto dall'ingegnere De Rango, il quale dimostrava che prodotti di scarto, oggi si chiamano prodotti secondari, che rappresentavano diciamo, un peso, un problema, smaltire le acque di vegetazione, la famosa legge Merl, smaltire le sanze, tutti questi prodotti secondari oggi attraverso la ricerca sono state diciamo, modificate in risorse, quindi queste sono tutte risorse anziché essere problemi. E poi un ultimo discorso legato alla ricerca è quello che indissolubilmente è legato alla divulgazione, perché la ricerca senza divulgazione è una ricerca che rimane nella torre d'avorio e quindi diventa inaccessibile a tutti. Invece è necessario che questa ricerca venga trasferita verso diciamo, le strutture competenti che devono beneficiare di questo, e anche per questo bisogna dire che ci sono delle attività meritorie. A me piace ricordare per esempio l'attività dell'Associazione Olivicola Cosentina, che attraverso un progetto di divulgazione agricola proprio dell'Unione Europea, specificatamente il numero 611 e 615, espleta questa attività di divulgazione in maniera egregia e consente agli olivicoltori calabresi di accedere diciamo, ai risultati della ricerca. E questo è importante non solo per il produttore, la divulgazione, sapere quello che c'è dietro, no? Ma soprattutto per il consumatore, perché il consumatore ormai oggi è consapevole, no? Anzi deve essere un consumatore consapevole, deve sapere quello che va ad acquistare e a consumare, e quindi questo è un discorso che interessa sicuramente soprattutto i consumatori. Abbiamo visto la ricerca, il genoma, abbiamo visto la lotta ai parassiti, l'applicazione robotica anche in agricoltura. Fino a 20 anni fa era una cosa un sogno impensabile, una cosa del genere, perché noi siamo abituati, no, a vedere anche la raccolta delle olive fatta in maniera tradizionale, però insomma la ricerca va avanti e l'innovazione insomma dobbiamo stare dietro e dobbiamo adattarla, come diceva giustamente lei, alla particolarità delle coltivazioni che ci sono poi sul nostro territorio. Ad esempio mi diceva prima velocemente in Spagna si fa un altro tipo, no, di raccolta, sì, però qui da noi... Il super intensivo è una coltivazione che parte da quello che abbiamo detto in premessa, cioè la pianta che si adatta alla macchina al massimo livello. Lì sono state studiate delle cultivar 3 per la precisione, a bassa vigoria, a basso sviluppo vegetativo, che consente di mantenere queste piante entro i limiti consentiti dall'uso della macchina scavallatrice. Questa macchina scavallatrice praticamente copre queste piante e raccoglie tutto senza un cantiere di lavoro. Noi eravamo abituati a misurare la produttività del lavoro attraverso il cantiere, perché sì, si usavano gli scutitori, ormai hanno una storia, ci sono da parecchio, però gli scutitori avevano bisogno degli operai che spostavano le reti, dell'operatore alla macchina, eccetera, eccetera. Quindi la capacità di ogni operaio di raccogliere un quantitativo di prodotto veniva misurata proprio in questi termini.
Oggi la evoluzione, l'innovazione a cui faceva riferimento l'ingegnere De Rango va verso la direzione dell'abbattimento completo del cantiere di lavoro, Allora, dove il robot praticamente funziona sostituirà l'uomo. automaticamente. Allora, ci dobbiamo fermare perché siamo in chiusura, però io vorrei, insieme all'ingegnere De Rango, lanciamo questa cosa, vogliamo vedere questo braccio meccanico in azione, quindi Sì. A breve le nostre telecamere verranno, Sì, insomma, come no, molto volentieri. ci autoinvitiamo, ecco, Sì, diciamo, in questo modo, perché dobbiamo anche far vedere, no, l'immagine è invitiamo anche molto noi. molto Sì, importante. Allora, tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio davvero i nostri ospiti, un'ora è volata oggi, davvero ringrazio la dottoressa Samantha Zelasco, Grazie a ringrazio voi. il dottore Nino Iannotta, la dottoressa Elena Santilli e anche l'ingegner Francesco De Rango. C'è questa promessa, quindi a breve vedremo il robot in azione. Grazie, grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia, arrivederci.